Il Veneto si pone come si è sempre posto durante questa emergenza, diciamo, al miglior modo possibile, in funzione purtroppo di tanta sofferenza che c'è stata e continua a esserci anche nel Veneto. Docente universitario a Milano, virologo e divulgatore scientifico di Chiara Fama, presidente nazionale di ANPAS, Fabrizio Pregliasco ha un curriculum che lo rende una voce autorevole nel suo campo. Se la prima arma contro il Covid è il vaccino, sostiene, la seconda non può che essere il contenimento del contagio attraverso test a tappeto. In questo momento è abbastanza paradossale, ma più si fanno analisi, più si individuano positivi e meglio è in un senso lato del termine, cioè più si controllano e meno contagiano. Quindi io credo nel valore comunque del tampone rapido nell'ottica di essere una specie di rete, seppur a maglie larghe, per acquisire e aumentare la possibilità di individuazione, anche se appunto sappiamo che hanno dei difetti. Il combinato tra l'esecuzione di test a tappeto per favorire la prevenzione di focolai e l'accelerazione della campagna vaccinale sta già portando a risultati tangibili. Stiamo già vedendo nell'RSA tra gli operatori sanitari un calo consistente nei casi e vedremo via via che la crescita della percentuale di soggetti protetti, soprattutto ovviamente anziani che sono stati giustamente privilegiati, vedremo una riduzione molto più che proporzionale nei casi più gravi e quindi possiamo cominciare con una convivenza diciamo più civile, ecco, con questo virus, ma dobbiamo farlo in questo momento a step successivi purtroppo.